Ormai la movida si è trasformata quasi in una necessità di rissa continua. C'è chi arriva addirittura attrezzato con un'arma da fuoco oppure con un coltello. C'è chi decide di rovinare un momento che può essere di gioia, di allegria, anche un momento di eccesso in qualcosa che poi può essere irreversibile. Ed è questa la domanda che ci dobbiamo fare, soprattutto quando i riflettori sono spenti, dopo che si è consumato il fatto di cronaca, dopo che persone sono rimaste uccise o ferite. Perché tanta cattiveria? Perché c'è bisogno di manifestare questa violenza costantemente? Perché c'è bisogno di affermare il proprio potere, la propria ira nei confronti di chi magari è anche più debole o di chi in quel momento voleva soltanto trascorrere qualche attimo di spensieratezza. È questo che la società deve chiedersi, indipendentemente dal fatto che oggi è davvero difficile per noi adulti parlare con i giovani. Un muro si è creato tra noi e loro. È come se avessimo codici e linguaggi completamente diversi. È come se non riuscissimo più ad intenderci. Perché sta accadendo tutto questo? Ce lo chiediamo, ma cosa possiamo fare per cambiare le regole del gioco? Come le possiamo cambiare? Come possiamo anteporre la spensieratezza, il gioco, la simpatia, la voglia di stare insieme a una recrudescenza che è davvero incontenibile. Ecco, dobbiamo partire dal basso, dobbiamo educare al rispetto dell'altro, di questo c'è bisogno nella nostra società e c'è bisogno di farlo subito, senza nessun tipo di riserva. Dobbiamo cercare di trovare delle strade nuove per combattere anche delle forme di emulazione che spesso ci arrivano dai social network, ci arrivano dall'uso delle tecnologie. Dobbiamo invertire la tendenza, provare a sviluppare processi educativi in cui adulti e ragazzi si parlano, processi educativi in cui scuola e famiglia si parlano, processi educativi in cui la società torna a fare la società e noi ci sentiamo parte di una comunità. In questo momento sta vincendo l'individualismo, sta vincendo l'egoismo, sta vincendo il cattivismo e tutto questo non lo possiamo completamente permettere.